Il Comune di Comelico Superiore sta valutando quale sia lo strumento giuridico ideale per poter mettere a bando e gara la gestione dello stabilimento termale di Valgrande. Abbiamo deciso negli ultimi 2 anni di fare comunque una manifestazione di interesse, quindi di dire una sorta di ricerca di mercato che potesse portare al tavolo in discussione non più informale ma formale, dei soggetti che possano pensare, alla riapertura, e questa operazione ha portato ad avere alcuni soggetti che hanno fatto una manifestazione scritta, ovviamente, per poter riaprire lo stabilimento. Chiuse nel 2012 dopo una decina d'anni di attività, le terme di Valgrande, volute dalla Regione e sostenute dall'allora assessore bellunese Floriano Pra, bisognano di competenze particolari. Non si tratta di una mera struttura turistica, ma di un centro che necessita di competenze mediche per lo sfruttamento e l'utilizzo dell'acqua particolare che la natura ha donato a Valgrande. Le difficoltà fino ad oggi sono risultate insormontabili e purtuttavia il primo cittadino non si è dato per vinto. Il Comune ha fatto decine e decine di incontri e di sondaggi per capire quali potessero essere le soluzioni ottimali per la riapertura. Il sindaco di Comelico risponde così al consigliere regionale Andrea Zanon, che nei giorni scorsi, intervenendo proprio sul futuro delle terme di Valgrande, aveva parlato di timidi tentativi per provare a ripartire e aveva sollecitato la regione, proprietaria della sorgente, ad essere protagonista del rilancio dello stabilimento. Siamo aperti a qualunque prospettiva, non c'è mai stata una limitazione. Al rilancio delle terme gioverebbe il progetto di collegamento sciistico tra Padola e Sesto Pusteria. Li vedo come 2 mondi separati che però chiaramente sinergicamente dovranno gioco forza lavorare assieme, quindi saranno sicuramente una sinergia virtuosa. Quando funziona uno funziona anche l'altro.